Ed eccoci di nuovo insieme dall'8ª Festa della Verza Moretta di Veronella. Mi ha raggiunta il vicepresidente di Confesercenti Verona, Fabio Ferrari. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, grazie della possibilità di parlare insieme a voi. Fresco di nomina, in carica da giugno di quest'anno, uno dei primi eventi ufficiali ai quali partecipa. Ecco, vicepresidente, quanto è importante per il nostro territorio promuovere i prodotti che nascono dalla terra, appunto, insieme ovviamente alla storia che caratterizza le nostre realtà? Allora, Confesercenti sta proprio creando una sinergia con le sezioni di categoria del territorio appositamente per questo, perché il commercio ha bisogno dell'artigianato e dell'agricoltura e dobbiamo sempre di più essere presenti noi come figure di categoria come Confesercenti su ogni paese della provincia di Verona. Ecco, l'agricoltura ricopre un ruolo importante per la nostra provincia, a maggior ragione in questa parte della provincia, la parte più a sud. Sì, la Verza Moretta è un prodotto tipico, raro, perché è solo qui di Veronella e soprattutto bisogna sviluppare sempre di più i prodotti nostri del territorio, perché finché c'è impresa sul territorio i paesi vivono. Quindi prodotti a chilometro zero, garanzia di freschezza e genuinità e soprattutto anche prodotti controllati, perché sappiamo insomma che seguono una filiera di controlli importante, che vanno giustamente promossi tra i giovani e anche gli adulti, perché non tutti conoscono la ricchezza del territorio. No, soprattutto non conoscono diciamo, la figura dell'agricoltore che sta nel veronese e l'agricoltore italiano sono i più controllati d'Europa. Cioè, io che faccio documenti per la sicurezza mi rendo sempre più conto che noi, i nostri agricoltori, i nostri allevatori sono molto più controllati rispetto all'Europa.